via. E cominci io questo colpo. Mandi a Duccio. Ciao. Scrivessi. Santino e Manfredi, non so io che presente normalmente, ma visto che hai il dente super avvelenato, Boh, e però, lui, dopo i le propri robe, dopo le subito robe veloci. chiacchieranti, c'è chi No, chiacchieravi. No. dopo, I chiacchieravi dal titolo che i metterin ta queste puntate. Sì. E visto che Manfred sa perfettamente si può pensi, Anade fallimentare, che chi sarà il titolo che io metterai, perché sono il responsabile social, da queste puntate. E per me la nave fallimentare non si può la fuori ai tassi di Champions. Punto. Come io mi fermi, lasci chiacchierare loro e dopo torni incazzato come le bestie. bene. Allora, i favelli dopo un secondo e dopo ti lascio te le parole Santin, perché io ho già favelate con un anno lui mi di davanti a un kebab e quindi dopo comunque dici a me. No, allora, io hai notato prima che fino a 40 voti iscritti e Vai, quindi mi dai. raccomandi, cliccai, struccai il bottone, fraccai il bottone che veramente non smanca poco per arrivare ai benedetti 50 iscritti e se YouTube non sta già papà al culo, forse arriviamo a fare che benedetti live invitando praticamente tutte le in che hanno si perché io dico un po' di sbalzo fra i short che facciamo e i live che facciamo e quando vengono dai short che vengono dus di 400 persone i vari in gusto che manco il dos di che 400 persone che hanno si odin adesso a cliccare iscrivisi così manco il nostro scontento e poi cresci come canale. I vinc sempre in progetto e non lo dismentei mai di invitare Bruno Pizzul che fra l'altro ha fatto il compleanno il voto di Mars come il frate di Agnul e, allora vi che l'obiettivo lì di invitare personaggi illustri come si dice, dal Furlan insomma interessa o meno per Un venire a sogno. fare sul canale. Ecco, e io intanto sto emulando la basetta alla Di Marco, e quindi dai, lui è stantino, dai, favelle tu, e dici che tu vuoi dopo dici anche a me, dai, vai. No, mi vedi pensare, visto che sono venuto 5 news iscritti, no? Che non è stato un periodo che non vi fatto, no? Caspita, forse le mie non fa nulla, perché cioè, ci non fa nessuna... e si iscrivi, quasi quasi mi vedi no, cioè, a parte gli scherzi, eccetera, io sì, non sono tanto d'accordo con Angelo, perché sinceramente l'obiettivo dall'inizio dell'anno era quello di vincere scudetto, quindi di conseguenza lo aveva in dite, ma anche perché sono certe squadre che hanno spinto più di noi, eccetera, eccetera, che a lottare per ad Ising, a lottare per entrare in Champions. Noi avevamo dite, lo avevamo dichiarato a inizio anno che l'obiettivo era il campionato, quindi di conseguenza un po' la Champions non dico che è stata mettuta un po' in bande, però si poteva gestire sicuramente in una maniera diversa, soprattutto come che è scritto anche su Facebook, eccetera. Un po' che il turnover è stato fatto un po', secondo me, in maniere così, un po' errate, insomma, ma chiamarle insomma, fallimentare, mi sembra un po' che un'esagerazione. Per me il fallimento è stato il fatto che, cioè, che l'obiettivo minimo era vincere scudetto. Allora, Agnul, Stai fermati. giocando, Sto stai dicendo che giocando. tu stavi L'obiettivo zitto. minimo Tu era vincere avevi scudetto. detto che tu stavi zitto. Allora, Ok, come sta ok. zitto? Fa finire di fevelà me e Santin e dopo tu puoi Vai in staccare. avanti, vai in avanti. Ecco. Tu Santin, tu finito? Sì, vai, Manfred. Boh, allora, dopo se mi sin tu dici di Agnul che sono un provincialot, una mentalità di provincialot che spera di vincere la seconda stelle prima cioè che ce l'è come obiettivo principale la Champions, perché noi siamo internazionale, il primo obiettivo è la Champions e su che io sto comunque d'accordo. Il discorso è che stavi cercando di dire a Agnul e io mi bevo una mara totalmente partiamo Bene, che l'Inter, se noi gli diamo il percorso dall'Inter in Champions di Kistan e lo confrontiamo col campionato, io dico dos robis differenti, no? Per come che la io.
Cioè, in campionato, sì, tu hai perduto, è vero, i scudetti malamente contro il Milan, che sta che è servito e ha servito anche mo come lezione. L'anno passato, Vigno Du, che buttato fuori praticamente dalla lotta campionato, dalla prima parte del campionato, quindi no, tra i Prince, 2 o 3 mesi erano già praticamente fuori, con il record di sconfitti, infatti sarà la prima andata di campionato, e i si poi dedicarsi alla Champions. Chi stanno, fra virgolette, contrari, mettile così, contrari, poi perché la società ha deciso che, poi perché a chi voleva fare che, e abbiamo fatto un percorso un po' differente in Champions, ma secondo me il fatto che non si arrivasse a comunque avere una crescita costante anche in Champions, perché che tanti dicono che vinc 2 squadre, ma in realtà non vinc 2 squadre per poter competere con campionato, Champions e eventualmente Coppa Italia. Secondo me, proprio te a manchi che i tot di giocatori dalla panchina che ti garantiscono che il turnover che favelava è stato in prima, in maniera che se tu sai che tu hai ottavi di passare con l'Atletico, tu puoi permetterti, no, di fare certi posti di cambio e là anche tranquilli in campionato. E sai che uno potrebbe dire, è buono, però cazzo in campionato, tu hai 15 punti, tu arrivi sul Milan, dicevo sulla Juve, non mi pensi, tu cazzo di Grasca, sono stato ma di no, però un mese fa non era così, cioè noi abbiamo guadagnato comunque tanti punti sulla Juve che quando abbiamo fatto la finale di Supercoppa là in Arabia dove la cazzo che eri, loro hanno impartito di un punto con una nestre partita in Mancul, quindi per demerito ovviamente dai Gobos del merda, loro ovviamente hanno perduto anche un po', noi abbiamo continuato a vincere, abbiamo fatto un filotto di vittorie che fra l'altro l'unica sconfitta per Comò è che è con l'Atletico dal 2024 e quindi secondo me cioè, stringente non è il fatto dal 6 provincialotto, cioè che tu voli alle indubbi che l'Inter ha di puntare sempre alla grande coppa che la Champions è anche per un giocatore è la roba migliore di poter vincere perché la Champions League è la Liga dei Campioni, no? Che carne volta la Coppa Campione come la Lega dei Campioni e per un giocatore è fondamentale, no? Arriva lì e la vince che robe lì però io ho dovuto proprio dall'Inter di Cristan proprio contro l'Atletico che è una squadra che hai sempre state cioè di tanti wines che è lì che arriva agli ottavi magari passa agli ottavi hai una squadra che ha esperienze da quel punto di vista lì anche come stress anche come non cagassi magari in man se tu chiappi su un gol dopo aver tu fatto il gol con Di Marco eccetera sono piccoli robi che non tu costruisci in un anno cioè non tu arrivi a fare in un anno compagni la costruzione della squadra Ma, mo noi la ma- rim ma tu, la Champions League è fatta di partite di secchis, cioè di partite di secchis. Non è che l'Inter era inferiore all'Atletico, o l'Inter si assolutamente sentiva inferiore a te, o l'Inter non aveva costruito una squadra buone di batti l'Atletico. Semplicemente, come che tu hai detto tu, e colpe anche to, che se un tifoso, che si contente, io no. Cioè, per me il campionato italiano, Santin, prima tu dicevi se l'obiettivo era, sì, ma era l'obiettivo minimo. Dopo 2 anni che tu avevi di vincere, non tu l'hai vinto. Cioè, se non tu lo vinci, chi sta? Ma c'è carino veramente di obiettivi. Che lui aveva sempre l'obiettivo tacito. Cioè, il scudetto si vince un punto. E dopo, i tuoi di fa una biele Champions League, che era il discorso. A tu vuoi di entrata di grandi saldi di UE, la Serie A non vale nulla, ma la più dura la Serie A, quest'anno. La più dura. Cioè, o l'hanno passato di là. Cioè, non vin nessun capo di competi neanche minimamente con noi. I vin perduto 2 anni, non si sa c'è molti scudetti. E si entra nelle leghe, la Serie A intendo, che non va nulla, cioè a livello proprio di brand internazionalmente chiacchierante, non va nulla. Quindi a me di vinci la coppute, no? E permetti il tic alla box, per esempio, la roba che viene la seconda stella, sì, sì, buon, grazie, arriverà comunque prima o poi che seconda stella. Ma di finalisti di Champions la fuori agli ottavi e compore, facciamo giocare compore, no, che non lo posso proprio accettare, secondo me la mai non è stata onorata, punto. E noi diamo la colpa ai giocatori, se non anche l'allenatore. a Ma me me la danza a me me la danza a me la ti sono cosa ridotto perché tu, da inizio là, sì, no, seconda stella, c'è coglione, scusi. Per me posso anche vincere il Milan, cioè se lo vince il Milan e noi vinciamo la Champions League, ma a me mi sta benissimo, che si giorni la seconda stella, tu metti una Champions League come che già Sacchi che sarà un po' rincoglionito però una roba la dite giusta cioè vince la Champions League
la Coppa Campions al tempo, come vince 32 scudetti, perché se il miglior dai miglior. E a che l'Inter ha di ambissi? Che la mini internazionale mica di band, scusa. Sì, allora, Angelo, Oh, se la sfora agli ottavi, agli ottavi. fammi Juan, digi dove le robe, come, fammi ma digi dove le robe. Tu la sapete dite, no? Come Galete Sacchi, eccetera, eccetera. Tu sei il miglior dai miglior. Tu chi stan, e probabilmente anche l'anno passato, tu eri il miglior dai miglior. l'anno Cioè, passato tipo, mi tu tu sei, culo arriva in no, finale. tu sei poi fuori dall'Atletico sulla chiarte, ma tu sai che la Champions hai plene di dettaglios, hai plene di anche fortune, anche la Coppa di Calabin Sì, Mourinho, ma sì, il allora sempre ci di Calabin Mourinho. giustificare il secondo No, questo girone e il no, che l'infor in che no, maniera lì contro no. l'Atletico, facendo partite che si Però chiamano di tu, man, di però sfasca, che arrivava a tu, finire una cazzo di azione, secondo team, tu, dai, allora, questo. tu a Il loro sfevelà non è di di fare Anna, sempre di più. tu a sfevelà di annate fallimentari. Non Per tu me podi l'annata è sfevelà fallimentare, perché di per annate me fallimentari. l'obiettivo è non dici vinci la Champions, però puntare la Champions, cioè la fuori in semifinale, cioè, oh, magari con tutte le partite dignitose, no, io tas, e se costa il girone, tutto un girone dal cazzo, dai, oh, par plaisir. Io mi eri già Ma sì, lamentato, mi eri... tornando al discorso, Angelo, tornando al discorso di prima, la Champions League è stata gestita da Markstan, perché il girone non era così complicato. E tu hai seduto a chiedere che sono io di sfor, che tutti tranne che ha vinto il nostro girone, i primis, hanno passato il turno, no? Quindi, è fondamentale vincere al manco chi sta dal prossimo anno, mi pare che saranno dalle regole diverse, quindi di conseguenza i robi si cambi. Però, perché sarà una classifiche uniche, no? Però lì è fondamentale vinci il girone. Se tu non tu vinci il girone e soprattutto tu lo chiappi in una maniera un po' curta, nel senso che ha giocato in Ciprichei, addirittura tra le partite hanno giocato quasi tutte le riserve, eccetera, eccetera. Vuol dire che più di tanto, secondo me, anche Inzaghi ha avuto l'input che sta di puntare esclusivamente al campionato, perché sennò non si può capire il motivo per cui con la Salernitana in chiesa, no? Avete fatto giocare i titolari 3 prima di giocare con l'Atletico Madrid, cioè non ha nessun senso. Scusa, Uno, due, secondo me l'Inter, come che dite anche un'altra altre volte, non è vero che non ha, come che dite, secondo me l'Inter ha un gioco, ma non è che vedi che sono grandi campioni, Cioè, e la roba bella dall'Inter è che il gioco che permette di gestire migliore anche i giocatori, fra virgolette, mediocri. Ok? Quindi è il gioco la forza dall'Inter. Quindi questo è un po' il discorso. Secondo me si poteva infaggiare di più che hanno giocato poco. Aslani, Frattesi, anche Klassen, poteva giocare di più. Bisek, sono tutti giocatori che comunque all'interno di un sistema avresti funzionato lo stesso, come che hanno dimostrato. Quindi secondo me in campionato probabilmente avresti perduto 4, 5, 6 punti, ma magari in Champions saresti nassi in davanti. Però se tu vassi io della Rosa e tu io dissi i nomi dell'Atletico Madrid, se tu li chiappi singolarmente, loro sono tanto più forti di noi. Ok, la Juve, se io chiappi i giocatori della Juve, io metto lì sono tanto più forti dall'Inter, Cioè, lì la Juve ha una squadra di 400 milioni, ha speso 400 milioni negli ultimi, non l'anno passato perché aveva questo problema della Champions, ma negli ultimi 5 anni ha speso 400 milioni. L'Inter ha il nome di parametri zero, di Inter che arriva a 36, viene a centrocampo, viene Mkhitaryan, Cioè, come va bene tutto, ma non è una squadra lì che possa ambire all'anno davanti in ok, Champions e però vinci anche il scudetto. Quindi, ovviamente, all'inizio dell'anno si dice, se viene voi di Pakistan, i partiti intanto con lo scudetto, perché è il risultato principale, perché secondo me, cioè in Italia, è anche più fattibile. Dopo, eventualmente, se il campionato, come è successo in passato, non va bene, e allora i punti in due sulla Champions, si giocano. Purtroppo Kistan, secondo me, l'obiettivo dichiarato, perché di solito non lo sì, sì, l'ho dichiara nessuno dichiarato. l'obiettivo da L'ho scudetto, quindi quello dichiarato. non è una roba banale. Ha detto vinci in scudetto, quello è l'obiettivo e quello bisogna fare. E bisogna farlo, e che secondo me l'obiettivo sarà che contro il Milan, bisogna vincere il scudetto. Vabbè, A chiasi speri. loro. Sì, magari, magari. Quello è l'obiettivo di chi sta. Dopo il campionato, la Champions League,
si poteva là in davanti, sì, perché all'andata mi sbagliata talmente tanti gol che poteva vincere 3-0 che partite lì. Questa è la realtà. Poi al ritorno là si sa che loro giù hanno questo gioco molto fisico, eccetera, eccetera, e ti metti in difficoltà. La partita prima, l'Atletico Madrid aveva perduto a Cadice, tanti partiti. Avevi No, fatto noi invece turnover. avevamo vinto 4-0 con la Salernitana. Sì, ma Quindi, è il che loro probabilmente avevi fatto turnover, come non hai due partite. sì, Grazie al cazzo, cioè, e loro sono arrivati ma oltre ad aver preparati, fatto un freschi, nome, con le avevamo forze giocato sul anche a posto, una e poi all'ora, appena tanti capì? vinci. Comunque E hanno le quindi, rose, cioè la rosa dall'Inter a livello di valore vale una volta miege che dal Real Madrid, perché hai le rose, hai vere che è state comprate a poco, ma che è cresciute e che ah, comunque hanno un boh, valore tale vabbè, ma superiore io rispetto la all'Inter. valutazione, la vi al quanti compri una roba, dopo si arrivi a farle valorizzare, è un altro discorso. Però Capito? noi abbiamo dei giocatori che veramente, cioè, come l'Inter gioca bene, perché ha un bel gioco, non perché ha grandi giocatori. Io che noi in difesa vengo a Cerbi, che Dio buono giocare anche a Gurissis, a Cerbi, Vabbè, No, boh, comunque dai, a Cerbi centrale, centrale di sto bene difesa. schifo. Angelo, Eh. cercando di Santin, ovviamente il Biel joke hanno le domme Biel dal punto di vista visivo, è anche dispendioso dal punto di vista Ah, fisico. certo. E quindi tutti i richiati, Ma allora effettivamente, qualche... c'è stato un serie di giustificare, scusa, che si la sforza la No, 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 Champions, no, faccio che no, ieri non non si sto... stracci. No, Allora non si è... poteva Allora, fare come che l'ha detta Santin, fa poi turnover, faccio che poi 12, tu giù con Bologna, Salernitana e Genoa, con tutti i rispetto, tu puoi smettere di riservis, tu das Certo. di validis, tu hai, va bene, tu ma, avrai le seconde squadre super, però vengono ma dignitose seconde squadre, secondo me, dignitose. Una panchina dignitosa non può indigi di novelle e non ti lo fai giù mai sì, a poi ma tu 12 hai ma comunque... veramente ti convinci di mettere dentro Lautaro tu dai par plasè Allora, Lautaro, lo vendite sempre, Lautaro e Thuram, tu scuni smetti udente, perché che nessun altro la davanti al posto segna. Arnautovic è inclassificabile e Sanchez non è più ne ponte, vabbè tu perché ha pieghi giocato sulle di tre partite partite tu praticamente. pieghi sulle partite tu la pareggi o tu riesci o tu Sì, provi ma a sbruntare per Cassegni tu provi a fare giù a e spera Cassegni non lo allora, so però poi hai 12 vere no anche, cioè, poi sì, ma è 15 vero anche che se Dumfries al segno ai primi 10 minuti, poi cambiati la partita, e se Thuram non sbagli che il regalo che hai dato Lautaro in ora contrepei, sbagliata ma mica ti due fai vedere le altre pagine partite. voglio dici Purtroppo, no, ma la Champions sono anche, come si dice, partite determinate dalla fortuna, dai dettagli di che roba sta lì, o cioè l'anno passato comunque che arrivato in finale hai vinto anche un percorso all'inutile di lui di e cui nasconde per la tale fortunato perché non abbiamo avuto squadre anche no, una storia scarpe Capodello in Petenanus e si arrivasse in finale purtroppo abbiamo avuto magari che i giocatori tipo Lukaku che tra le partite importanti al Pier Mordent e lì non si va a segnare ho trovato un coso come si chiama, c'è l'Apsus, l'attaccante di l'anno passato, che ha giocato alla Dzeko, Roma. ecco Ecco, Dzeko, anche che non ha fatto una partite splendide e lì è la differenza, no? Fra un campione che da che situazione sta lì arriva o anche la squadra, che è abituata a un certo tipo di palcoscenico, l'Inter, purtroppo, hanno anche mo sì, pronte ma tu per ti porti su un EMAE che l'Atletico si sumie, c'hai vinto l'Atletico tra la sua cazzo di storia, c'hai vinto. Nu, l'ha venduta in realtà la storia dalla città di Madrid, l'ha vinto, cioè, noi sì, cioè, ma la squadra di una città, che è la città che ha vinto di più in assoluto, e la nostra squadra internazionale, ha nata proprio in Kunke Spirit, cioè di sei una squadra internazionale e di sì, vinci trofei internazionali. sì, Cioè, l'Atletico non va vinto un cazzo, non va vinto mai un cazzo, ma in chiave sola è quasi impossibile la vinci. Anche con gli spagnoli, no chi vabbè, poi, ma stanno, allora dici è anzi forse impossibile, sti lagiuali saranno le partite di dice, dagli voglio ultimi dire. due anni Come era l'Inter possibile vincere non è invece? mai arrivato a vincere con una squadra spagnola. Una squadra spagnola, Sì, boh, ma Real le Sociedad, statistiche, Valencia, compagnia bella. No, ma sono comunque datos di fatto. All'epoca si fa. sì, Titan, come te l'ha detto anche ma Santini, non neanche tu stesso l'Inter di non aveva Marzano. mai vinto una Coppa Campions prima che vincesse la prima, cioè voglio dire che è un dato di fatto e allora tu devi accettarlo, no? Per Ma non piacere, è che cazzo.
I Ma non è che Simple di Quartz accettare. vivono una grande storia, i Simple Quartz, parce che Simple viene una rosa superiore, viene un gioco più biel, i vin pure e gli Erin Strax, quello è il discorso con me. Gli Erin Strax, parce che non vi fate a modo turnover, gli Erin... Che è la Leonatri discorso, che è la Leonatri discorso, ma come per il fatto che la squadra più forte non vince sempre in Champions, anche perché sto facendo di l'organic dal PSG, pare si vince, ups, io gioco che io di sta me la tai YouTube. Così, italiano. Avresti di me praticamente vince Champions, qualche Alzheimer. vince in campionato e invece non vinci, anche se Mbappé la davanti. Cioè, purtroppo il Ballon e anche Biel Parquel è un insieme di robe che per noi che stanno purtroppo, perché sono come te, che sono dispiaciuti di sei la for, però dice anche io la crescita della squadra che magari 3 anni fa aveva comunque magari un bel gioco dalla prima parte del campionato, ma acchiappava praticamente 2 o 3 gol a partita. Invece, planca a planca, si arriva a correggere anche il lato difensivo. Ma E sì, che ma sono tutti. è come che dite, no? Perché visto che parli un po' per culo, che sfiga te, no? Hai detto, ma ragazzi, è buono, la partita magari la stagione è stata gestita male, è state une brutte partite, perché poi alla fine una partita tu la puoi, se succede un caso, vieni perduto, vi che parte gol al 90esimo praticamente, cioè non è che, sinceramente. Ma non è che, perché di essere contenti, sai, lo stesso perché è stato mettendo una base di robe importanti, no? Cioè, magari che stanno verso fuori agli ottavi, però noi dite che un domani con qualche ingresso interessante in davanti, soprattutto, perché secondo me noi giochiamo addirittura senza ponti, cioè abbiamo fatto 80 gol e non vinc neanche nelle prime ponte, perché tutti scrivono anche Lautaro è un giocatore seconda punta, no? Secondo me, un po'. Non è proprio te che il centro avanti, infatti non è neanche buono di tirare i rigori, tanto per dirci, no? Boh, però l'istinto dal gol Però, ha un però istinto il dal gol. discorso è che in quel percorso che di 3 anni, che sta facendo Inzaghi, però tutto io dico che è stato fatto un lavoro, no? Cioè è stato fatto un lavoro che comunque resta, indipendentemente da una partita a Madrid con l'Atletico che si poteva pareggiare o magari si poteva anche vincere, perché sennò il gol che fa il primo gol, che loro subito dopo che viene segnato no, al 20 perché è stato un errore, l'ha smicchiato il ballone e l'ha lì ha segnato. Ok, quindi è state sfortune, che lei è state sfortune. Perché se scommetti che in al fin dal primo tempo noi sì 1-0, a partire da lì non tu la perderai mai, mai. Invece loro purtroppo hanno chiappato un po' di quindi il meeting, il turnover e l'obiettivo principale che era lo scudetto dichiarato e quindi bisognava vincerlo per forza e quindi Inzaghi sapeva che aveva di vincerlo e perché la mettuto sì per titolarsi tutti i partiti se gli giocava con qualsiasi squadra con scriptisti va giocare con la squadra titolare perché era l'obiettivo ma tutto il resto è relativo perché comunque noi vin un gioco stiamo interpretando un gioco che è BL di Odi e è anche funzionale perché è difficile farci gol ok? È difficile farci gol se no vengono come l'ultimo gol che è venuto su un calcio d'angolo regalato eccetera che non era calcio d'angolo ok? Quindi o avvengono dai cas ci segni per cas anche i gol che ha fatto l'Atletico Madrid sono cas no il secondo è stato un bel gol a dire la verità ma il primo è un rinvio sbagliato quindi è difficile segnarci e fai una caterba di gol senza avere centroavanti cioè se non vinci centroavanti e segni lo stesso quindi vuol dire che il gioco è quindi non può essere una stagione fallimentare questa, perché chi sti mettendo le basi probabilmente per arrivare là, cioè per arrivare agli obiettivi come la Champions League anche l'anno passato è stato un caso perché bisogna costruire la squadra, bisogna Comunque, costruirla, bisogna mettere Sandro, bisogna stare attenti, bisogna avere un gioco, cioè tu hai di costruire. Una volta che tu smetti le fondamenta, no? Dopo è tanto più facile arrivare a superare i quarti, semifinali, arrivare in finale, vinci. Ma tu devi avere un percorso. Anche se noi Chiara, passato il turno come probabilmente saresti una sforza che il successivo. Perché sì, ormai sì, in questo, devi tirare la carretta fin come, no? E i Vin purtroppo, soprattutto a centrocampo, non si mettono bene. Anche che 3D, Mkhitaryan non esisteva. Cialanoglu non ha toccato un ballone con il Napoli. Allora dove Barella, che correva come un stupido di qua e di là, l'ha giocato per 3. Ok? Quindi, i Sinta un momento in cui si un po'... Però la squadra è, il gioco è,
e sicuramente sti metti in più con dei giocatori X, perché gli avevi uno me dentro un altro, la squadra gioca bene lo stesso. Quindi questo Io sono, è un Sandro, aspetto io mi colleghi, importante, perché non possiamo fallimentare, ok? Che l'intendo? mi colleghi un momento al tuo discorso, no? E dopo, non sai, Angelo, i vin sforata, già i 20 minuti di dirette per come io, dentro che non smanchi. Il discorso che diceva, no, Santin, dal creare un'identità, no, di gioco e di squadre, secondo me, purtroppo che dicono che la sconfitta dalla Champions a serie si intende anche in campionato. E secondo me, più che altro è per la condizione fisica, come sono 2 settimane di pausa, e quindi spero che sicuramente la squadra tirerà flat. Però col Napoli tu hai comunque dominato, cioè nel senso, anche se i giocatori erano sottotono, Tio Davis, che non erano no, reattivi come sempre, però il giro dal ballone, le verticalizzazioni, cioè là si sta il gol che è stupendo, perché praticamente partendo di Sommer a Esatto. toccare praticamente quasi tutta la squadra ha toccato il ballone per dopo l'assegnare su un cross di bastoni. Cioè, però comunque, come che la dite Santini, il gol arriva in fuori in maniere cioè, a parte il corner canolere, arriva in fuori per caso. Lì è sfighe e vi impareggiato, ma nessuno al posto di che il Napoli ha la meritato. Cioè, che lì erano partite comunque, anche se il Napoli dal secondo tempo è venuto un po' fuori, ma erano partite comunque che meritavano di vincere. Non tu puoi vincere gli tutti, amen. È vero anche che come sono già di nuovo milanesi, dopo ormai no, perché ormai sono veramente fuori dal mondo, ma milanesi che sono che scrivono le tabelle, parvio di come recuperare, cioè è fantastico. Io come ci mancano un po' di partiti, sono nuovi, come non mi pensi, però l'Inter, a parte che ha un calendario a Sì, vonde, ecco, no, 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 mi pare, a ok. parte il derby, ma ha la cultura di sponsor il Milan, ma di cestino fa velano. Cioè, e per arrivare a questo punto, vuol dire che tu hai macinato gioco prima e dopo che ti arrivavi a sta lavoro come la Juve, e stavi anche in queste maniere, non sono arrivati poi, i limiti dalla Juve sono venuti fuori e il distacca si è alla forbita, si è sardiate e si in che situazione qui. Però la Però è come differenza è che il dice gioco, la anche, differenza con la Juve è il esatto, gioco. Perché se io gli chiappi i giocatori della Juve singolarmente, sono giocatori sforzi, ok? sì, sì, Sono anche valutati, anche sono stati acquistati, di più dalla rosa dell'Inter. Quindi questa è la realtà dei fas. sì, sì, Quindi sì. l'Inter gioca bene, vince giocatori scarsus, perché è un po' anche quello, o comunque una via di mezzo, non vince nessun campione, non vince nessun campione vero, no, talento, nessuno, non è nessun vero campione. Ok? Che poi giocato a Real Madrid, cui, Oh, cioè, Pavard, dai, Pavard, Cazzo, forse Pavard. Pavard, Barella, Lautaro, cioè, sono già tre così che può giocare la Camboy, secondo me. Bastoni lo vuole Miec Monta, lo voleva in Inghilterra e anche, no dai, viene una birra rosa, secondo me. sì, ma certo, ma non vinc cioè, sì, Bastoni sinceramente forse il giocatore che mi piace di più dall'Inter, anche perché gran parte delle azioni se vengono da lui. Però, cioè, quel che voglio Marco, dire è che è il gioco, l'Inter ha un bel gioco. Inoltre io posso scambiare gli interpreti a giù in bene lo stesso, quindi vuol dire che la squadra è un pecchiato e sicuramente esce là fuori dalla Champions, però sì, sì, no, io dico purtroppo la partita d'andata è stata il problema, che partita lì era di vincere 3-0. proprio perché sinta da questo momento di luce estrema di gioco, cioè che chi allora non ha di sfruttarlo, Dio buono, di sfruttarlo No, no, bene. ma Perché io l'anno passato, il prossimo anno non sai se va in che new gioco, magari a no, no, ma capire, secondo me la squadra continuerà a giocare così, ma se io resta spero Inzaghi che ovviamente, diventi se resta Inzaghi che non vada una magari bella via al storia. Barcellona o a Monaco o da Può qualche essere. altra bande, se Inzaghi resta la squadra continuerà a giocare così. Sperin. Però Buono, quest'anno, allora, secondo me, vi per una grande occasione, veramente. Vi per una grande occasione. E mi è allora, dispiaciuto perché cazzo io vi lasciato giocare, cioè anche una squadra come l'Atletico, ok? Una squadra che comunque fa lanes, cazzo ha fatto calcio bailato per 3 quarti di partita. E non tu avevi permettere una roba del genere. Ieri nu che avevi di fare calcio bailato che partite lì, non loro. Sì. A me, secondo me, che è un Ma, problema proprio di ma e poi base, di fra l'altro se tutto mentalità. va a io Simeone sta copiando Inzaghi, no? Sì, Cioè anche sì. che tal modo di giocare non ha mai giocato il 3-5-2, invece sta copiando. Quindi essi la fuori con Simeone neanche mo pies, tra virgolette, no?
perché a lei una brutte coppie dal gioco dall'Inter, Infatti. l'Atletico Madrid. Io quando è venuto fuori l'Atletico Madrid, vedete che per me era la squadra più facile che poteva chiattare, ma era così, perché alle andate era di vinci 3-0. Invece vi fatto un gol più dall'ultimo, a 5 minuti dalla fine, e sbagliato tanto, e vi sbagliato tantissimo, e il ritorno purtroppo da partite singole è la de così, vabbè. Allora è fantastico. Forse Secondo me era che- Remir non fa Luca il gol. Così tu entravi, cioè proprio con la necessità di la vincere là, di tirare Ma fuori. non sai, secondo me ti dice, la squadra è partita per vincere scudette, così sta così, insomma. Sì, è un discorso Allora, dai, di Angelo, allora, visto che infatti. siamo quasi oltre la mezz'ora, no? Mi pare. Sì, Volevo dire un'ultima parole sull'idea di giornate che di dare a Cerbi, di squalifica per razzismo o la Serena Sot, così voi su che li frutti scavai. Ma per me che No, lì. sinceramente non hai voglia di... Cioè, dai, cioè, se hai qualche immagine, qualche roba che giustifica chi sta... Ma io ho sentito Jesus alla fine della partita, vedete, sono robe di campo e in campo non dire sta, finito, sono tutti puttanati. Dome puttanati. Boh, dai, allora, tan grazie, grazie a tutti come si può dire, per la fie dimostrata con le iscrizioni e con le visualizzazioni. Continuate Francamente a il fraccare. bottone, esatto, dai che cambiate poco ai 50 iscritti e dopo andiamo oltre. Juve merda, voi e famiglia come sempre. Certo. Noi sing interisma Furlans, l'unico canale per come Calfavelle di Inter per Furlan, rigorosamente di Furlan. Veramente hai provato a scrivere, ma non c'è nessun altro Calfavelle di Inter in Furlan come no. Infatti la Inter non venga a scrivere te come se non capisci, dice lei che sta in fevelanta, pensi che fevele in portoghese, invece è Furlan fantastico, vedi gloti in elenghe, e non è un dialetto, quindi inculaisi, imparate il Furlan e venite ad ascoltare i nostri video. Io us do la buona notte, un saluto che voi avete dalle frutti di ore, facendo una buona riposate per queste vostre mani che non sapranno veramente che cazzo fa, perché qua che non le ballon veramente stiamo a girarsi i balli come l'elicottero. Io us saluti, forza Inter sempre, e ci vediamo presto al prossimo video, alla prossima partita. Stai bene, Duccio. Mandi a Duccio. Mandi, Buone Mandi, notte. grazie. Ciao. mandi, Ciao. mandi.